Buonasera a tutti, scusate un pochino di ritardo e do il benvenuto a tutti coloro che sono intervenuti a nome di 3 soggetti promotori di questa iniziativa, che sono l'ANPI di Mestre, l'ANPI di Venezia e l'Associazione dei Giuristi Democratici di Venezia, AIN. Allora, ringrazio innanzitutto anche i 3 relatori che sono stati disponibili a venire a questo convegno anche da lontano, da Torino, da Milano, da Venezia, Padova, anche, che sono appunto la professoressa Floriana Cerniglia, docente di economia politica presso la Cattolica di Milano, il professor Francesco Pallante, docente di diritto costituzionale presso l'Università di Torino, e Cristian Ferrari, che è il segretario generale CGIL Veneto. Quindi grazie di essere qui. Ecco, non dovremo molto tempo, ma diciamo qualche cosa come associazione. Intanto direi che inviterei qui l'avvocato Pozzan, presidente dell'Associazione dei Giuristi Democratici, che porta il suo saluto. Grazie a tutti, grazie ai relatori, grazie al pubblico e grazie a Cristina che ha organizzato materialmente questo sostengo. Anche il piacere. Anche per conto nostro. Anche il piacere. Anche il piacere. Io ringrazio e non dico nulla su quello che è il contenuto di questo nostro incontro, se non che è di particolare interesse per i giuristi democratici, perché da un lato pone dei problemi giuridici, economici molto complessi, quindi particolarmente stimolanti, dall'altro però per quanto riguarda noi tutto qualche timore, cioè quel timore di sostanzialmente per un'associazione che ha come principio quello della tutela della parte debole della società, è preoccupata che questa autonomia differenziata possa portare a anche una maggiore problemi per quella che sono poi l'integrità del nostro Stato e soprattutto quella che sono i rapporti tra le singole regioni. E particolarmente siamo preoccupati per il fatto che verrà attuata questa autonomia differenziata, ci possa essere anche per la parte più debole delle nostre regioni, cioè le regioni che hanno meno risorse, possano essere anche loro essere particolarmente maltrattati da questa proposta che sta diventando quella che è la proposta, come si dice, dell'autonomia dei diritti. Quindi io ringrazio molto per l'interesse, soprattutto anche il pubblico, così numeroso, che oggi è venuto a sentirci. Grazie. Il presidente dell'ANPI di Venezia, Gianluigi Placella, che ha dato un grosso contributo, che ringrazio. Buonasera a tutti, porto il saluto dell'Associazione Sette Martiri di Venezia che ha subito condiviso questo progetto di compagni della sessione di Mestre e dell'Associazione dei Giuristi Democratici di Venezia, Emanuele Battaglini, sia perché il tema è di stretta attualità e di grande impatto, sia per dare sviluppo anche localmente alle dichiarazioni del direttivo nazionale dell'ANPI di forte dissenso verso le proposte di cosiddetta autonomia differenziata. Gli interventi dei relatori stasera ci aiuteranno a mettere in chiaro le criticità del progetto e di questo vi ringraziamo. Riteniamo che il rispetto della Costituzione sia tanto più completo quanto più è nota la conoscenza del contesto storico-politico in cui i padri costituenti tradussero in norma le esigenze sociali.
L'indirizzo verso le autonomie regionali nella nascita del titolo V del 1947, contrastato dibattito della Commissione Costituente, si comprende meglio considerando il bisogno molto sentito di un superamento della concezione di Stato fortemente centralizzato, quale era quella del ventennio. La riforma costituzionale del 2001 poi fu condizionata dal clima prodotto dalla propaganda secessionistica della Lega Nord, che si tentò di raffreddare assecondando una maggiore decentralizzazione, dimostratasi poi piena di insidie per l'unità nazionale e per l'equa ripartizione delle risorse. Allo stesso modo, nel valutare la fondatezza e la portata delle richieste di autonomia differenziata di oggi, è necessario rimarcare che queste sono nate sull'onda della crisi economica del 2008 e dei conseguenti atteggiamenti protezionistici. Se quindi certi orientamenti sono effetto delle pressioni sociali e politiche del momento, ogni approccio alle modifiche della Costituzione dovrebbe prudentemente astrarsi da questa cornice di contemporaneità per valutare con lo sguardo ampio dell'orizzonte politico di lungo periodo. Nei confronti di questo progetto, le perplessità dell'ANPI, impegnata dal suo statuto alla difesa della Costituzione, riguardano innanzitutto lo smantellamento dell'impianto solidaristico dei costituenti. L'impianto infatti a noi pare messo in crisi da richieste che sono vere pretese di privilegi economici a scapito delle altre regioni. Prima i veneti verrebbe da parafrasare nel nostro caso, con il paradosso che in una società che in una visione aziendalistica dell'amministrazione pubblica come quella che sempre più si va proponendo, la solidarietà, che è sinonimo di coesione e forza, viene invece presentata come un freno all'intraprendenza, una debolezza, cioè, che è uno spregiudicato capovolgimento delle anime dell'immagine. Queste preoccupazioni, per la verità, sono anche generate da esperienze decennali in cui l'attuale gestione autonomistica delle regioni ha prodotto spessissimo malversazioni e scandali, sfociati in gravi vicende giudiziarie che hanno coinvolto la quasi totalità delle giunte regionali, tra cui più clamorosamente ancora quelle economicamente più avanzate, in particolare Veneto e Lombardia, che hanno visto le condanne penali dei due rispettivi governatori del tempo. Altro motivo di allarme della nostra associazione sarà il fatto che avanzare la richiesta di tutte o quasi le 23 materie indicate all'articolo 117 contraddice l'obiettivo dichiarato di disegnare meglio le proprie specificità regionali e giustifica il timore di una finalità secessionista inaccettabile e incompatibile con l'articolo 5 della Costituzione, che al primo comma dichiara la Repubblica una indivisibilità. E grande sconcerto ci viene dal paragone tra il percorso laborioso, approfondito, democratico, seguito dalle commissioni costituenti, e le scelte di semplificazioni, la demagogia e la scarsa trasparenza con cui questo progetto viene portato avanti. Il tutto attraverso il ricorso a procedure pattizie, la legge ordinaria, e svuotando la funzione del Parlamento, che verrebbe coinvolto a cose fatte e privato della facoltà di apportare modifiche. Infine, alle considerazioni di ordine generale, non possiamo non affiancarne altre supportate da esperienze di ambito più strettamente locale. Oltre all'impoverimento dei diritti fondamentali come salute e istruzione, che è inammissibile che vengano discriminati da luogo a luogo dello stesso territorio nazionale, dal punto di vista del grande patrimonio territoriale di Venezia, ci preoccupano tra le tante le esclusività richieste in materia di cultura e con esse il trasferimento delle funzioni delle sovrintendenze, l'insistenza sul concetto di valorizzazione del territorio, con quel termine che sempre più perde ogni significato attinente alla crescita culturale per suggerire operazioni speculative, le prospettive monopolistiche nella gestione delle risorse energetiche e nelle assegnazioni di opere infrastrutturali e nella nomina dell'autorità portuale. Sono scenari sospetti se colleghiamo il tutto alla richiesta di competenza esclusiva nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale. La realtà locale di Venezia, a nostro parere, ha dimostrato con l'imposizione del MOSE e gli scandali connessi, la questione dell'incompatibilità delle grandi navi con l'ambiente lagunare urbano della città, la devastazione della vita cittadina prodotta dalla monocultura turistica, quanto i diritti fondamentali non debbano essere legati a interessi economici e urbanistici. Grazie. Grazie Presidente Pagella. Allora io vorrei, così, non senza dilungarmi troppo, però ripercorrere un po' la storia dell'autonomia
quindi nel Veneto, della richiesta di autonomia potenziata, diciamo così, nel Veneto, cercando di capire perché abbiamo voluto comunque fare questo convegno, proprio in un tema scottante, un tema delicato, perché siamo in una regione che appunto con la Lega fa dell'autonomia, della maggiore autonomia, proprio un cavallo di battaglia. Ora vorrei ricordare che nel giugno del 2014 il Consiglio regionale Veneto ha approvato 2 leggi relative a 2 referendum consultivi popolari. Una di queste chiedeva l'indipendenza del Veneto, quesito ovviamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. E la legge 15, sempre del giugno del 2014, che poneva 5 quesiti, tra cui quello del mantenimento in regione di almeno l'80% dei tributi riscossi sul territorio regionale, anch'essi quesiti dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale in quanto in violazione dei principi di coesione e solidarietà nazionale sanciti appunto dalla Costituzione. Dei 5 quesiti della legge 15 la Corte ha ammesso solo il primo, relativo all'attribuzione appunto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previsti dall'articolo 116,3 della Costituzione, così come modificata dalla riforma numero 3 del Costituzionale 2001, che è stata approvata, come è noto, a maggioranza, ahimè, inaugurando la stagione delle riforme costituzionali con una sola maggioranza, e che sarà voluto in qualche modo, diciamo, per solo questo, noi ci limitiamo a dire questo, per contenere in qualche modo le mire espansionistiche e secessionistiche della Lega. Cosa prevede brevemente l'articolo 116? Allora, fino a pochi anni fa questo articolo dal 2001 al 2014 era rimasto, come dire, dormiente. Cosa prevede questo articolo 116? Prevede appunto che ulteriori forme di autonomia possano essere richieste dalle regioni interessate su alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato, e cioè la giurisdizione, ma limitatamente alla giustizia di pace, le norme generali delle istruzioni e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Queste 3 materie di legislazione esclusiva dello Stato e sulle tutte le materie di legislazione concorrenti spettanti alla potestà legislativa regionale. La richiesta è attivabile con un'iniziativa della regione interessata ed è approvata con legge dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di un'intesa tra Stato e Regione, cosiddetto federalismo a geometria variabile. Tornando al referendum consultivo regionale in Veneto, esso si è tenuto in concomitanza di quello indetto dalla Lombardia il 22 ottobre del 2017 e ha visto la partecipazione qui in Veneto del 57,2% degli aventi diritto, con il 98% di questi, 2.273.000 elettori, che hanno votato a favore dell'autonomia differenziata. Successivamente è stato avviato il processo di negoziazione col governo nazionale, che ha portato il 28 febbraio 2018, a pochi giorni dalle elezioni politiche del 4 marzo, ai cosiddetti accordi preliminari siglati da Claudio Pressa, sottosegretario, il governo Gentiloni e i governatori delle 3 regioni, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna. Governo Gentiloni che, non essendo più nella pienezza dei suoi poteri, in quanto non più sorretto da un rapporto fiduciario, avrebbe dovuto limitarsi allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione e non stipulare un preaccordo di così grande rilevanza e di grande impatto non solo sui cittadini delle 3 regioni interessate, ma di quelli di tutto il Paese. Riteniamo che proprio perché gli elettori che hanno votato a favore dell'autonomia differenziata sono la maggioranza in Veneto e che poiché la richiesta di maggiore autonomia del Veneto si estende teoricamente a tutte le materie teoricamente trasferibili, ben 23 materie con chiaramente almeno 100 e passa funzioni e competenze che vanno dall'istruzione alla sanità, alle autostrade, aeroporti, porti, ambienti, beni culturali, lavoro, demanio statale, eccetera, con il conseguente trasferimento
di risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio, appunto per questo sia proprio necessario fare chiarezza sull'impatto di tali richieste sull'uguaglianza dei diritti fondamentali, in particolare sociali, garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini ovunque essi risiedano, il cosiddetto principio personalistico della Costituzione, cioè i diritti non sono dei territori ma sono della persona, così come la messa in discussione del principio supremo intangibile di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui è l'articolo 5 della Costituzione. È necessario fare chiarezza, fare operazione, fare verità, anche se è una parola un po' grossa, perché il negoziato tra Stato e regioni interessate è stato svolto nell'assoluta segretezza, da un lato grande pubblicità, ma nulla sui contenuti concreti di quanto veniva concordato, a parte la parte generale, resa pubblica peraltro solo il 25 febbraio del 2019. Sono comunque circolate ipotesi non ufficiali grazie al sito ROAS, in particolare febbraio e luglio del 2019, in base al quale il timore delle ricadute pesanti sui diritti dei cittadini a delle regioni a minore capacità fiscale e sull'unità e indivisibilità dello Stato sul sistema paese si è oltremodo accentuato. Ora abbiamo una bozza consegnata dal governatore Zaia al ministro Boccia. Bene, io direi che per ora posso fermarmi qui e passerei la parola alla professoressa Cermiglia, c'è stato un cambiamento di una scansione